Una collaborazione, quella con il Cammino di Santiago, quella con la Regione Galizia, che sta arricchendo e dando qualità a Via Querinissima. Aver preso questa parte del percorso che Querini fece in pellegrinaggio da Muros a Santiago de Compostela dà sicuramente un valore aggiunto a Via Querinissima importante, soprattutto la collaborazione con una realtà associativa, quella del Cammino di Santiago de Compostela, che ha esperienze sugli itinerari culturali e storici d'Europa, penso ai massimi livelli. Quindi è un lavoro di reciproca soddisfazione, con un approfondimento tecnico-scientifico fatto in Spagna, con recupero di documenti storici, con iniziative, con una tabellazione anche di Via Querinissima, appunto lungo il tracciato da Muros Noia fino a Santiago, che sta dando, diciamo, lustro al lavoro che stiamo facendo invece a livello europeo su Via Querinissima. Ricordo che Via Querinissima ripercorre un tracciato che Pietro Querini all'inizio del 1400 stava facendo per portare il suo vino da Creta fino alle Fiandre, con un diario che ha raccontato tutto quello che è avvenuto, viaggio e disavventure, diciamo riportandolo in maniera puntuale e precisa, sia il viaggio d'andata, il naufragio, e il viaggio di ritorno in maniera puntuale e precisa. Tra l'altro ricordo e ringrazio il segretario di Stato Parolin, che ci ha permesso di utilizzare il diario dei Querini custodito in Biblioteca Apostolica Vaticana, e con la collaborazione appunto con Parolin abbiamo anche digitalizzato e reso disponibile ai vari studiosi. Quindi una cosa ad altissimo livello, che verrà presentata nei prossimi mesi presso il Consiglio d'Europa per essere riconosciuto come itinerario storico-culturale europeo. In primo luogo vorrei ringraziare l'accoglienza che ci ha riservato il Presidente Ciambetti e tutti quelli che hanno lavorato per la costruzione dell'accoglienza di questa delegazione. Per noi è un orgoglio e un pregio poter essere qui a ricostruire la rotta che ha fatto nel 1431 Pietro Querini, arrivando a Rios Noia e poi a Santiago. In questo momento stiamo lavorando per consolidare dal punto di vista storico tutta questa rotta marittima che ha fatto Pietro Querini, ma anche e soprattutto la rotta che lui ha fatto via terra da Muros Noia a Santiago della Compostela. E per noi è molto importante ricostruire dal punto di vista storico, non solo per dare valore appunto alla storia di Pietro Querini, ma anche per creare una nuova conoscenza e un nuovo prodotto turistico che possa valorizzare la Rias de Muros Noia attraverso anche il riconoscimento e il legame con Santiago della Compostela, laddove si cerca di ricondurre questo percorso, questo pellegrinaggio alla costruzione di un nuovo itinerario, di una nuova rotta che sia una rotta italiana anche, quindi una rotta che unisca Santiago della Compostela, Muros Noia e poi l'Italia. Bene, quello che siamo venuti oggi a fare qui nella sede del Consiglio regionale Veneto è la presentazione, la prima presentazione internazionale del pellegrinaggio di Pietro Querini, del pellegrinaggio marittimo attraverso la Rias de Muros Noyas verso Santiago della Compostela. E su quello abbiamo appunto sviluppato un prodotto turistico, un prodotto moderno che si fonda sul percorso che ha fatto Pietro Querini sulle vie della Galizia. È un prodotto che vede un percorso nella costa con 3 giorni di navigazione, l'arrivo al porto di Muros e poi un pezzo a piedi di pellegrinaggio fino a Santiago della Compostela. È un prodotto che abbiamo lanciato a gennaio di quest'anno e che stanno già promuovendo 4 compagnie di navigazione e che sta ricevendo un successo e ci fa ben sperare che abbia un futuro molto prospero. E la nostra speranza è di poter ricevere anche dei pellegrini italiani che possono venire sia per via marittima sia per il cammino a terra che collega Muros Noia a Santiago della Compostela. Allora, molte grazie per la vostra ospitalità e confidiamo di vedervi in Galizia molto pronto.